Oggi mi trovo insieme al mio amico Luci Nicola, che è un esperto nel campo della cura del verde, e vogliamo fare lui qualche domanda che spesso ci viene rivolta, ma sentiamo cosa ne pensa anche lui in funzione anche della sua esperienza. Mi risulta che ci sia ultimamente anche la tendenza a fare delle semine con delle gramigne mescolate con dei loietti, e per avere dei prati molto robusti magari da non irrigare. È così? Allora, non irrigare, beh, forse è un po' esagerato. Comunque, utilizzare due varietà che sono quindi la gramigna, una macroterma, e l'oietto, una microterma. Ci ricordiamo che la gramigna d'inverno tende a imbiondirsi, a ingiallirsi. Non è verde, quindi è brutta da vedere. Assolutamente, quindi entra in dormienza e poi l'anno dopo riparte. Quindi perché magari vengono fatti dei mix in questo genere? Perché abbiamo quindi la positività della gramigna nell'estate, quell'oietto che comunque rimane, chiaramente per quello ti dicevo, proprio zero acqua è un po' complicato, quell'oietto che comunque rimane in vita, un pochino coperto dalla gramigna, tende poi a ripartire nel periodo invernale, quindi a riprendere forza sopra alla gramigna nel periodo invernale. Viceversa nel periodo estivo chiaramente poi un taglio anche un pochino più basso tenderà a facilitare la ripartenza della gramigna e quindi la fuoriuscita dei germogli della gramigna, e quindi l'oietto se ne starà un pochino più diciamo sotto. Questo, io adesso devo fare il prato a casa mia. Sì. Diciamo che non voglio né spendere tanto, non voglio essere troppo impegnato anche con le irrigazioni, vado a scegliere le essenze tradizionali, l'oietto, festuca e poa, o vado a seminare la gramigna con il loietto mescolato? Gramigna e loietto è un po' tecnica come cosa, è un po' complessa, mentre festuca poi loietto è più semplice, perché comunque le festuche attuali, cioè quelle con le genetiche americane, sono assolutamente molto più resistenti alle alte temperature, molto più resistenti alla siccità, più resistenti alle malattie, quindi il consiglio è che se uno prende un mix con festuca e rondinacea e poi pratensis e anche l'oietto, ci sono dei loietti assolutamente molto persistenti in estate, ma devono essere ovviamente quelli delle varietà più moderne. Queste varietà possono reggere anche l'impatto di un'estate torrida. Chiaramente gramigna e loietto può essere interessante, ma è un aspetto un pochino più tecnico che, diciamo, il semplice amatore del giardino magari fa un pochino più fatica nella gestione. Perché cosa potrebbe fare di contro? Potrebbe provare a seminare o a stendere un tappeto a rotolo di gramigna, in modo tale che quella poi parte nel periodo estivo, e magari fare una trasemina annuale a ottobre, a seconda quando finisce, diciamo, l'estate. Si taglia molto corto la gramigna, si fa una reggiatura, si trasemina il loietto, e nel periodo invernale fino circa, quindi diciamo marzo-maggio, si ha comunque del verde. Poi si taglia corto il loietto e si fa rispuntare fuori la gramigna. Bene, allora abbiamo capito anche come si può, diciamo, fare un prato in maniera diversa. A questo punto, a buon intenditor, poche parole. Ciao a tutti e buon prato. Ciao!